Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Vi ricordiamo subito il numero per chiamare, lo 0422162678, quindi potete contattarci come sempre. Come ogni mercoledì siamo insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande, quindi oggi avete visto c'è un titolo che è una provocazione, ma in realtà è un dato di fatto, un'analisi che faremo insieme ai nostri ospiti tra poco. Parliamo di lavoro, di impresa, di edilizia, del settore del legno, insomma di un po' di cose sulle quali è giusto fare il punto. Cominciamo salutando Veronica Gallina, segretario generale Fillea Treviso. Buongiorno Veronica. Buongiorno. Bentornata. Francesco Andrisani, segretario generale della Fillea Veneto. Ben trovato. E Luca Brino della Fillea Treviso. Buongiorno. Allora, non è che non si può lavorare con il caldo, cioè qual è però l'analisi che possiamo fare, Veronica, o la valutazione? Sì, è un tema che è all'ordine del giorno chiaramente in questo periodo, perché intanto giugno si è chiuso con 2 gradi sopra le temperature medie, non accadeva dalle sue solite cose, ma però insomma l'abbiamo visto e vissuto ben chiaro tutti, sì, il gran caldo. Anche altre volte. Ogni anno c'è sempre il tema del caldo da affrontare e i nostri lavoratori si trovano un po' a disagio in alcune situazioni perché ci sono delle cose che si possono fare, delle normative anche che si possono attuare per alleviare la difficoltà di poter lavorare appunto a temperature molto elevate, però ogni anno pare che la situazione forse o venga un po' sottovalutata in alcuni casi. Si potrebbero fare delle cose utili. Ci sono anche delle normative che ci dicono che oltre una certa soglia lavorare al caldo non è assolutamente certo, sicuro. possibile. Allora, di che settori parliamo ovviamente? Edilizia, quindi cantieri durante il giorno, strade, o anche nel settore lapideo, però principalmente il problema magari sì, è concentrato nel settore edile che ha tante modalità di lavoro, principalmente all'esterno. Chiaramente è diverso dall'organizzazione di un cantiere, è chiaramente diversa da quella dell'organizzazione di un lavoro all'interno di un impianto fisso, di una fabbrica. Poi figuriamoci quando parliamo di strade, cioè in questo momento discutiamo molto di pedemontana, per esempio si sta lavorando di A4 per chi percorre la A4 soprattutto verso Trieste, quindi, e queste persone stanno lavorando questo momento. Esatto, e quindi la situazione in questi casi è difficile. I lavoratori dovrebbero tener conto di alcune cose per la propria salute e d'altro canto le aziende devono attuare dei provvedimenti che permettano ai lavoratori, se è possibile, di lavorare nella miglior condizione alle situazioni date, oppure nel caso in cui non sia più possibile perché oggettivamente il caldo è troppo Ci forte. fai qualche esempio? Cioè, perché uno che mi viene in mente, non so Francesco se ad aggiungere qualcosa, perché una cosa che mi viene in mente, per esempio, che si adotta sempre magari nei comuni, è il lavoro di notte per evitare ulteriori intralci al traffico, ma in realtà in questo caso può essere per venire incontro ai rischi eventuali per la salute. Sì. È chiaro che costa di più. No, generalmente cosa si può fare? Il lavoro notturno viene in qualche modo preso in considerazione quando c'è l'interruzione della viabilità ordinaria. Certo, esatto, quello. Laddove, come nel caso che è stato fatto prima, che facevi prima, legato alla pedemontana o all'ampliamento della terza corsia sull'autostrada A4 in direzione di Trieste, in quel caso non siamo in presenza di lavorazioni che vanno ad intralciare il traffico, se no per il fatto che le corsie magari sono a carreggiata ridotta e di conseguenza i lavori non possono essere confinati alle solo ore notturne. Chiaro. Anche per una questione di visibilità, perché quando comunque ci sono delle lavorazioni da fare, è vero che ci sono dei gruppi elettrogeni oggi che possono in qualche modo illuminare, certo, ma può aumentare il rischio. Diciamo che nel gergo normale noi parliamo di cassa integrazione per pioggia e la maggior parte delle imprese o comunque dei lavoratori stessi pensano che quello strumento che l'INPS mette a disposizione viene in qualche modo utilizzato, e lo viene, solo nelle giornate di pioggia, quando quindi il lavoro all'esterno diventa impraticabile. Certo. In realtà anche noi dovremmo cambiare il nostro gergo, il nostro lessico da sindacalisti e parlare, definirla per come viene definita proprio dalla stessa INPS, cassa integrazione per agenti atmosferici,
perché quando che vuol dire anche caldo, quindi, certo. Vuol dire bora in alcune parti del paese, vuol dire situazioni anche di grande freddo in cui non si può in qualche modo in maniera sicura affrontare la giornata. Perché ti interrompo solo qualche istante così sentiamo già la prima telefonata. Scusa Francesco, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy, dottor Avarino. Giusy, mitica, che succede? Sì, mitica, sì, magari. State attento, dottor Avarino. Ho appena visto un servizio vostro che la Cadoro ha aperto a Mogliano un altro supermercato pari al diametro di 7 campi da calcio. Ho capito che c'è bisogno di assumere personale, però con questo cementare tutto il giorno ragazzi, abbiamo un supermercato ogni 10 case. Non è possibile, ma chi è che può fermare questo scempio? Perché questo è uno scempio. Dottor Avarino, siamo pieni di supermercati, e questo supermercato è enorme, pari a 7 campi da calcio. Certo. Tutto questo cemento, dottor Avarino, ma quando piove è logico che ci allaghiamo tutti, non c'è più terra, non c'è più verde, non ci sono più alberi, ma stiamo scherzando veramente? Grazie Giusy, poi ovvio ci devono essere gli oneri di urbanizzazione, l'attenzione ovviamente all'ambiente, l'attenzione al territorio eccetera eccetera. Poi il caso di Mogliano era lungo, andava avanti da molto tempo, adesso è arrivata questa inaugurazione che di fatto comunque era anche molto attesa. Poi è chiaro che potremo parlare di commercio e di cosa significa apertura di un centro commerciale invece per i piccoli negozi e via dicendo. Però Giusy non è il tema oggi, diciamo, però comunque attiene anche all'edilizia, insomma, in qualche maniera, no? Che battuta la possiamo anche fare a riguardo, effettivamente, non cioè? è un problema. No, legato al problema che la signora ha sollevato rispetto all'urbanizzazione, al consumo di suolo, all'impermeabilizzazione del suolo. Anche se noi siamo il sindacato delle costruzioni, in realtà ci vede impegnati in prima linea, tant'è che collaboriamo spesso e volentieri anche con Legambiente, che fa parte attiva della nostra agenda politica, e da anni, da sempre, il sindacato delle costruzioni, non solo la filea CGL che noi rappresentiamo, ma anche i colleghi di Filca e Fenel, stanno esprimendo una sensibilità e stiamo preparando piattaforme, stiamo affrontando la tematica volta più al recupero dell'esistente, alla possibilità di convertire quello che già c'è, perché ci rendiamo conto che probabilmente in questi anni, anzi sicuramente in questi anni è stato costruito troppo, e quindi bisogna in qualche modo recuperare quello che c'è senza consumare nuovi metri cubi e nuovi metri. Francesco Andrisani, ma fammi capire, quindi tu dici che il cassa integrazione esiste col termine gergale, sì, così, cassa integrazione per pioggia, ma in realtà potrebbe essere applicata ovviamente anche ad altri agenti atmosferici, ma soprattutto, per esempio, ne stiamo discutendo ora, al caldo. Cosa vuol dire però, e soprattutto chi lo decide? Lo decide il datore di lavoro nel momento in cui si accorge che c'è il caldo, lo possono decidere i responsabili per la sicurezza aziendale, perché determinano che la situazione è particolarmente rischiosa, perché poi è naturale che se io sto facendo un garage sotterraneo di un condominio, sono sottoterra, di conseguenza posso avere il caldo, ma c'è più di fresco. Poi se sono su un tetto, sto coibentando un tetto, la cosa viene aggravata, o nel caso degli asfaltisti di cui si parlava prima, con il bitume che ha una gradazione già di per sé eccezionale, che supera i 40 gradi centigradi nel momento in cui viene steso sul suolo, la cosa viene in qualche modo aggravata. La situazione di rischio, mi stavo dicendo prima che arrivasse la telefonata, non solo è legata al fatto che il classico colpo di calore può far avvenire un malore anche fatale, cosa che si verifica addirittura in spiaggia tra i bagnanti, certo. Ma è il problema che tante volte per difendersi dal caldo, qualora questo strumento non venga utilizzato dall'impresa, non si dia la possibilità ai lavoratori di poter in qualche modo beneficiare degli strumenti che la legge mette a loro disposizione, si tende in qualche modo a trovare delle soluzioni che sono quelle di svestirsi o di non indossare i DPI, i dispositivi individuali di protezione, perché per fanno sicurezza, caldo, no? per la Certo, sicurezza, per esempio anche il ma casco, già la stessa maglietta, sì, il casco, essendo in materiale plastico omologato, ha il problema comunque che a contatto col calore del sole dà un surriscaldamento, ma lo stesso utilizzo del pantalone lungo piuttosto che della maglietta, che delle volte viene tolta, può
far sì che possano esserci delle problematiche legate a schegge o legate a lavorazioni particolari che possono... Esattamente, la segnalazione stessa di visibilità. Allora, ripartiamo da qui, ci fermiamo perché c'è già la prima pausa pubblicitaria, a pochi istanti ricominciamo a parlare di sicurezza, tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, caldo record e si lavora, titolo ovviamente per riepilogare un po' i temi di cui parliamo oggi, vi ricordo ancora 0422 1626 798, Veronica c'è una soglia, quindi mi dicevi durante la pubblicità, perché parliamo di cassa integrazione per pioggia, ma in questo caso per agenti atmosferici, quindi anche per il troppo caldo, soprattutto è evidente nel settore dell'edilizia, e questa soglia qual è? Sopra i 34 gradi le aziende possono intervenire e chiedere la cassa integrazione per intemperie appunto e per eventi atmosferici. Ti posso dare una lettura un po' più reale, cioè nel senso che l'azienda deve consegnare però, no? E quindi ha interesse, è chiaro che tutela i propri lavoratori e tutto il resto, si spera, però possono i lavoratori a quel punto dire: signori miei, qui guardiamo dalla temperatura che siamo a 38, 40 con il più dei casi, anche se bisogna consegnare in tempo un'opera, chiedono loro... È sempre l'azienda che interviene nella richiesta, fa la domanda sempre l'azienda di cassa integrazione e poi l'INPS valuta e decide se erogare il trattamento di cassa integrazione. È chiaro che le esigenze lavorative ci sono e i lavoratori, appunto essendo dipendenti dall'azienda, devono stare all'organizzazione del lavoro da parte delle aziende, però è anche vero che le aziende, essendo anche responsabili della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, a tutto tondo, poi ci sono i vari organismi preposti, ma l'azienda deve valutare e verificare quelle che sono le situazioni di lavoro, le situazioni di salute, ci deve essere una sorveglianza continua, per cui devono poter fare una valutazione di opportunità, perché ad un certo momento va bene consegnare il lavoro, ma giornate di eccezionale afa, eccezionale caldo, se poi portano dei gravi rischi per i dipendenti, chiaramente poi l'azienda ne risponde. Non lo so, ma quindi ne fanno ricorso a questa sospensione, diciamo, del lavoro per troppo caldo, mettiamola più semplice? Perché un po' la mia impressione è questa, poi non si va avanti, si tiene diciamo che nella zona del litorale ci sono degli orari che evitano le lavorazioni nella fascia oraria dalle 12:30 alle 15, ma legate al fatto che c'è la necessità, non tanto legata al caldo, ma di consentire ai turisti di poter avere delle ore di riposo senza il frastuono magari dei cantieri. Diciamo che per queste ordinanze che vengono date soprattutto nei 7 comuni del litorale, appunto per non far entrare in rotta di collisione o in collisione quella che è l'attività dei cantieri con la possibilità di svago del riposo del turista, sì. In altri casi, siccome sarebbe più a discrezione dell'azienda, come si diceva prima, di fronte a questa necessità di dover anche in qualche modo di consegnare, generalmente non viene fatto, e questo è un aspetto abbastanza preoccupante. Il nostro scopo di oggi è quello di dare queste informazioni anche ai lavoratori, far sì che l'informazione passi tra di loro, che possano in qualche modo anche rivendicarlo, non subire sempre passivamente la volontà o la decisione del datore di lavoro, in questo caso, di poter beneficiare. Quando c'è la pioggia il lavoratore può rifiutarsi perché la vede, quando ha caldo non è obbligato a togliersi la maglietta, ma può rivendicare un diritto rivolgendosi anche alle nostre sedi sindacali. Veronica, poi altro che volevi aggiungere? Che avevamo... Ci sono dove anche non si arrivasse a temperature così elevate o una fusità così eccessiva, comunque è bene che le aziende si adeguino a quelle che sono anche le raccomandazioni da parte degli INAIL e degli enti di sorveglianza. E poi tu dicevi sempre durante la pubblicità, per questo volevo che lo ripetessi, che comunque l'azienda è tenuta a dotare, a rendere disponibile tutta una serie di cose che servono ovviamente per combattere il caldo. Certo, perché deve fornire sul luogo di lavoro l'acqua potabile, deve essere raggiungibile, disponibile, in questo periodo anche sali minerali possibilmente, e questo fa parte delle raccomandazioni INAIL. I lavoratori non possono
ripeto, quando non si oltrepassano i 34 gradi e l'azienda non poi decide di chiedere la cassa integrazione, ma tutto il prima, le difficoltà sul lavoro comunque ci sono con il calore, pertanto non è possibile che i lavoratori vengano tenuti al lavoro tutto il giorno sotto il sole. Quindi zone di ombra, diciamo, dove ripararsi. Le aziende devono predisporre con materiali differenti, con modalità differenti, a seconda anche della disponibilità del luogo e del cantiere, delle zone di ombreggiatura perché il lavoratore possa variare la sua condizione lavorativa e quindi alcune parti della giornata poter continuare il lavoro all'ombra per non. Senti Luca, mi ha colpito una cosa che dicevamo prima, che ci sono aziende, è chiaro magari in alcuni settori più complicato, che di condizionamento non possono parlare, non possono applicare, cioè ci spieghi un po' quale settore? Noi seguiamo tutta la filiera delle costruzioni, che significa sia edilizia, ma si conclude poi con il settore del legno arredo. Il legno arredo è un ambiente di lavoro sicuramente differente, mi riferisco alla fabbrica. Le fabbriche devono essere a norma, ci devono essere delle aperture, quindi delle porte, portoni e finestre completamente apribili per consentire un'adeguata ventilazione. Qualora non bastasse, perché all'interno delle fabbriche, oltre alla temperatura esterna che è normale in questa stagione che raggiunga temperature elevate, ci sono macchinari che a loro volta producono calore. Inoltre i lavoratori sono tenuti a indossare dell'abbigliamento di protezione individuale che fa aumentare ulteriormente quella che è la temperatura percepita. Ma tu dici quindi portoni deve aperti esserci per un ricambio d'aria, ma devono esserci anche degli impianti di ventilazione, quindi aria condizionata dove è possibile o quantomeno dei ventilatori. Oltre a questo è fondamentale, sembra banale dirlo, però non lo è, ricordare sempre che è buona prassi bere molto e bere molta acqua. Infatti le aziende devono installare in punti accessibili, quindi non dall'altro lato della fabbrica ma facilmente accessibile per il lavoratore, delle fontanelle o delle boccioni d'acqua fresca. Chiaro. Non vendere bottigliette ma acqua accessibile che a necessità il lavoratore si possa rifornire. È utile prevedere, oltre a delle pause aggiuntive, anche delle turnazioni per quelle che sono le lavorazioni più gravose e lavorazioni più pesanti. Inoltre si può anche prevedere un cambio dell'orario di lavoro, ossia anticipare, cominciare prima al mattino, in modo da ridurre il lavoro nelle fasce del primo pomeriggio, che sono le fasce chiaramente in cui la temperatura. Luca, ti chiedo, ma quelle portoni aperti è dovuto al tipo di lavorazione o alla ventilazione che è necessaria? La ventilazione e al ricambio d'aria che è necessario per dare sollievo al lavoratore. Meglio sarebbe se ci fossero anche delle sale o delle aree refrigerate per consentire il recupero per i lavoratori. Certo, a proposito, dicevamo, non so, Veronica Francesco, che in condizioni di questo tipo si può arrivare ad avere una pausa ogni ora fino a? Sarebbe raccomandabile, specialmente nell'edilizia, oltrepassati appunto i 34 gradi, che l'azienda stabilisse delle pause fino anche ad un quarto d'ora ogni 45 minuti di effettiva prestazione lavorativa. Anche il buonsenso poi chiaramente può regolare queste disposizioni, però è bene che ci siano e siano predisposte. Francesco? Sì, volevo aggiungere una cosa, perché prima ho invitato i lavoratori giustamente a rivolgersi alle sedi opportune di tutela, che è in questo caso la CGIL che noi rappresentiamo. Però da anni, da tempo oramai, e di recente anche nel comparto delle costruzioni industriale, dove in realtà le dimensioni di impresa sono molto piccole, stiamo parlando di massimo 5 addetti per impresa, sono state istituite delle figure che sono i rappresentanti dei lavoratori territoriali per la sicurezza, gli RLST. Praticamente sono delle figure che nel mondo dell'artigianato, le fabbriche di cui parlava prima Luca, dove la dimensione di impresa limitata non ci dà la possibilità di avere una rappresentanza interna eletta tra i lavoratori, e nel comparto delle costruzioni, proprio per quello che dicevo, per
limitata dimensione di impresa dove tante volte non si può neanche leggere la rappresentanza sindacale perché sei sotto i 15 dipendenti, abbiamo istituito nel corso di questi anni delle figure appunto che sono i rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza, che possono essere consultati dai lavoratori, contattati se si ha magari disagio nel far intervenire il sindacato perché viene visto col fumo negli occhi o perché il datore di lavoro si allarma. Queste figure sono delle figure che abbiamo istituite, che sono normate dal decreto legge 81 e che di fatto sono a servizio dei lavoratori per dargli anche le consulenze qualificate, molto più di quello che possiamo dire noi, perché in quel caso stiamo parlando di professionisti che lavora lì, che no? Quindi conosce quella... anche in questo caso, essendo territoriali, ci sono che si occupano in ambito territoriale, ci sono quelli per tutto il comparto dell'artigianato, sia esso edile, metalmeccanico, chimico. Per l'edilizia ne abbiamo individuati 6, in questo caso in ambito regionale, 3 per l'artigianato, 3 per l'industria. Possono essere consultati, possono essere contattati tramite noi o rivolgendosi direttamente all'associazione ASC di Mestre, che lì, con i quali insomma vengono gestiti per quelli riguardo il comparto edile, e anche l'intervento dell'RLS-T, quindi rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, può essere una valida figura da interpellare qualora il lavoratore voglia rivendicare il proprio diritto ad essere tutelato. Senz'altro. È chiaro che in questi casi poi parliamo proprio di sicurezza, no? Perché l'impatto può essere quello, tu dicevi prima, magari si tolgono qualche dispositivo, magari gli infortuni sono in aumento. Il caldo, è in questo periodo? No, in generale stiamo assistendo a un aumento degli infortuni e l'edilizia purtroppo si colloca sempre al vertice. Gli ultimi dati INAIL che ho avuto modo di analizzare ci collocano al secondo posto dopo l'agricoltura per incidenti sul lavoro mortali, ma per incidenti sul lavoro in generale. Quindi la tematica della sicurezza, che è una tematica su cui noi da sempre siamo in prima linea per arrivare a quello che per noi non è utopia, non è propaganda, l'infortunio zero all'interno dei cantieri, all'interno delle fabbriche, però si può fare, ci ha portato appunto all'istituzione di questi RLST ad essere sempre in prima linea per cercare in qualche modo di evitare qualsiasi fonte o qualsiasi situazione che possa ampliare questa escalation continua di lavoratori che subiscono danni anche permanenti delle volte, perché con un colpo di calore si può in qualche modo, se si sta lavorando su lavorazioni pericolose, anche subire delle menomazioni, cose che sono già avvenute nel corso degli anni e che poi sono irrimediabili naturalmente. Allora ci fermiamo, un'altra pausa pubblicitaria e poi arriviamo al tema dei dati, anche qualcosa di attualità che abbiamo sentito proporre in queste settimane. Vediamo i dati della nostra regione, come sta andando il comparto, anche perché c'è qualcosa sui primi 3 mesi. A tra poco. Sempre. Ore 13, siamo alla CGIL che risponde, allora 0422162678, subito volevo arrivare ai dati che riguardano il comparto dell'edilizia. Sì. Bene, allora, male, che cosa? Siamo in ripresa, non possiamo dirci fuori dal periodo di stagnazione che ha investito il settore per nell'ultimo decennio. In realtà i dati pubblicati da ANCE per l'anno 2018 vedono un aumento di quelli che sono stati gli investimenti soprattutto sul comparto residenziale privato. Mancano gli investimenti pubblici, ma il privato ha incominciato a fare degli investimenti. Veneto Congiuntura, su un'analisi fatta in collaborazione su commissione di Edilcassa Veneto, che è la Cassa Edile Artigiana Veneta, di fatto evidenzia che anche nel primo trimestre 2019 rispetto al primo trimestre, lo stesso periodo del 2018, c'è una ripresa di quello che è l'investimento soprattutto privato, che si sta traducendo però con un incremento dell'occupazione che non è altrettanto positivo. Il dato Veneto, tranne delle punte di eccellenza che sono registrate in provincia di Venezia, a fronte di questa ripresa degli investimenti e della massa salari generale che noi registriamo nelle casse edili, una diminuzione di quelli che sono gli occupati dello 0,1%. Può sembrare un dato in controtendenza, invece in realtà è figlio di una situazione che si sta verificando nel corso degli ultimi anni, che vede
il fatto che all'interno dei cantieri molte volte si ricorra a dei contratti, delle applicazioni contrattuali diverse da quelle previste, no, dai contratti dell'edilizia. Cerco di spiegarmi meglio. Noi siamo segretariato di costruzione, facciamo il contratto dell'edilizia, ovviamente, che è quello che andrebbe applicato ai lavoratori, il contratto che prevede per emanazione contrattuale anche la figura di strumenti bilaterali paritetici gestiti al 50% dal sindacato e dalle imprese, che si chiamano casse edili, che ci permettono di gestire la contrattazione che noi facciamo a monte e anche di capire qual è l'andamento, no, del volume occupazionale e della massa salari dei lavoratori del comparto. In questi ultimi anni, gli anni della crisi, c'è stata quella che noi abbiamo definito il dumping contrattuale, perché molte volte chi va a lavorare nei cantieri edili ai lavoratori non viene applicato il contratto dell'edilizia che noi appunto abbiamo pensato e adattato nel corso di questi anni, ma dei contratti che sono meno onerosi, o peggio ancora, molte volte ai lavoratori... Cioè cosa usavano prima? I voucher? No, i voucher non sono mai entrati, utilizzano, abbiamo trovato di tutto, contratto dei florovivaisti per chi fa movimentazione a terra. Abbiamo trovato contratti metalmeccanici, contratti metalmeccanici per chi fa il ferraiolo in cantiere o si occupa del montaggio e smontaggio dei ponteggi. Ora, è indubbio, è fuori discussione che chi fa i ponteggi all'interno della fabbrica, li produce, debba avere un contratto siglato dal contratto dei metalmeccanici, perché stiamo parlando. Ma se io lo vado a montare all'interno di un cantiere... Che succede a quel punto? Sanzione? No, il problema è che questo dumping contrattuale, questa deriva di fatto in qualche modo noi delle volte in punta di fioretto oppure proprio per dei cavilli vengono in qualche modo lasciati passare o comunque vengono applicati e si ha difficoltà a ripristinare una condizione di miglior favore che è quella del contratto delle costruzioni, e questo è un altro fattore che incide sulle tematiche della sicurezza di cui parlavamo prima, legate al fatto per esempio che se io faccio una contrattazione che si sviluppa all'interno di una fabbrica, come avviene nel nostro caso per il comparto del legno, non vado a far sì che quella tipologia di lavoratore sia coperto magari dalla cassa integrazione per agenti atmosferici di cui parlavamo prima. Certo. Quindi se io ho una fabbrica con dei lavoratori che in maniera impropria o come per meglio definirlo in maniera politicamente corretta, sui quali si cerca in qualche modo l'escamotage per farli sembrare lavoratori che non siano in qualche modo prettamente attinenti al comparto delle costruzioni, in quel momento gli sto privando anche la possibilità di avere questi strumenti che noi abbiamo in qualche modo, esattamente, anche gli RLST di cui parlavo prima, la possibilità di avere la cassa integrazione della pioggia o tutti quegli strumenti bilaterali che nel corso degli anni noi abbiamo teso a realizzare. Non la sto facendo una questione di dumping economico, perché io domani posso decidere di assumere Veronica col contratto di costruzioni e Luca con quello di metalmeccanici o con un contratto differente e parificare con un super minimo quella che è la retribuzione. Il problema è che quando noi facciamo la contrattazione nazionale o comunque sviluppiamo la nostra contrattazione di settore, la sviluppiamo specifica per le esigenze di quel settore, altrimenti esisterebbe la CGIL e non ci sarebbero le varie categorie specializzate rispetto alle esigenze di quel comparto lì. E quindi il fenomeno anche del dumping contrattuale concorre in qualche modo a non dare gli strumenti che la normativa di legge, in questo caso applicata al comparto delle costruzioni, offre, ma neanche tutte quelle tematiche della sicurezza di cui si parlava prima, che possono dare magari le scuole edili o gli enti bilaterali che noi in questi anni abbiamo in qualche modo fatto, abbiamo in qualche modo Senti Francesco, Veronica, insomma, poi mi dite voi, perché quello di cui abbiamo parlato ultimamente, soprattutto nelle ultime settimane, è quanto proposto da Matteo Salvini, ma insomma, questo adesso ci interessa meno in questo ambito, ma la sospensione del codice degli appalti per 2 anni, altra cosa sulla quale stanno lavorando, che dovrebbe essere rinnovata, eccetera, eccetera, ma siccome sono troppi lacci, lacciuoli, eccetera, eccetera, lo sospendiamo per 2 anni, lasciamo lavorare le imprese, però dice applichiamo quello europeo, no? Cioè, non è che lasciamo il mondo libero di fare quel che vuole. Cosa significa? Che opportunità è, se lo è? Che cosa... Il decreto sblocca cantieri è stato definito così, e che noi CGIL, CISL e UIL unitariamente abbiamo ridefinito lo sblocca niente.
perché il giudizio che abbiamo dato è sicuramente un giudizio negativo e cerco in sintesi anche di spiegare il perché. In un paese come il nostro, in cui si investe solo il 2% del PIL in infrastrutture di cui abbiamo estremo bisogno, certo, follia. Tant'è che si diceva anche prima che i timidi segnali di ripresa che sono stati registrati, che ci hanno consegnato gli studi portati avanti dall'Ance Veneto e dal Veneto Congiuntura con la cooperazione di Cassa, parlano di una ripresa legata al settore privato, degli investimenti privati. Se io continuo ad investire solo il 2% del PIL in opere infrastrutturali come, ripeto, scuole, messa a norma delle scuole, possibilità di in qualche modo intervenire rispetto anche al dissesto idrogeologico che ha colpito spesso e volentieri la nostra regione per l'impermeabilizzazione di suolo di cui si parlava anche prima, che vede il Veneto primeggiare in Europa come zona geografica più cementificata del vecchio continente, è naturale che se mi limito solo a togliere quei lacci e lacciuoli di cui si diceva prima, ripropongo la vecchia ricetta neoliberista di far sì o di sperare che il mercato si autoregoli o che comunque, togliendo quelli che sono i vincoli, si possa riprendere la parte relativa agli investimenti. Mancano gli investimenti pubblici. Non è liberalizzando il subappalto all'interno, o meglio, innalzare la soglia che prima era prevista dal vecchio codice degli appalti dal 30 al 40%, che si risolvono, si danno risposte a queste esigenze di cui ho appena detto. Si creano delle situazioni di particolare difficoltà laddove si dà la possibilità anche ai comuni piccoli e piccolissimi di poter essere stazione appaltante e quindi non dover in qualche modo concentrare o nella città capoluogo, nella città metropolitana, ma intervenire in prima persona per commissionare quelli che sono le gare d'appalto. Molto spesso questa ricetta, era quella che abbiamo visto nel corso degli anni, ci porta di fronte a delle situazioni per cui si tende a fare improprio e tante volte la stazione appaltante, proprio che ha come dimensione quella del piccolo comune, non riesce a far fronte a tutte le esigenze necessarie per far continuare l'opera e quindi andiamo al blocco. Ancora più grave, si dà la possibilità, ed è un ritorno al passato, di poter in qualche modo affidare all'esecutore anche il progetto per la realizzazione dell'opera, e questo nel corso dei decenni, degli ultimi lustri, degli ultimi anni, ha fatto sì che in questo paese ci fosse un'ingessatura e un ritardo cronico sulla consegna delle opere, perché se io ricevo l'appalto e sono anche, oltre che l'esecutore, il realizzatore dell'opera, del progetto, lo dice la storia e la cronaca riportata negli ultimi anni, come dicevo prima, molte volte ci troviamo di fronte a quella che è stata definita la variante selvaggia o comunque il problema da dover affrontare per far lievitare i costi. Di conseguenza tutti questi sciogliere i lacci e lacciuoli, cercare in qualche modo di far passare quell'idea per cui sei libero di fare ciò che vuoi senza dover essere burocratizzato, senza far conseguire comunque un finanziamento serio, reale, pianificato, pubblico, difficilmente potrà dare delle risposte. Anche se ora dicono abbiamo dato soldi province e comuni per investimenti adesso in opere pubbliche entro luglio, no? Quello era cosa che viene i 400 oggi sono milioni. 13 anni che faccio il sindacalista, no? Esco da una fabbrica del legno e mi è capitato, racconto questo aneddoto che mi piace raccontare perché è emblematico, e non spara addosso al governo giallo-verde, ma a una serie di interventi negli ultimi anni che di fatto hanno lasciato delle situazioni di criticità. Ho fatto un'assemblea di recente con dei lavoratori che seguo da tempo e uno di loro, nell'affrontare le varie tematiche, mi dice: me lo hai detto la prima volta che sei venuto qua, il 70% delle scuole italiane è fuori norma, i nostri figli, i nostri nipoti vanno a scuola a contatto con amianto, sostanze cancerogene. L'ho detto 13 anni fa, me lo hanno ricordato e ho verificato, era una delle piattaforme rivendicative, a 13 anni di distanza siamo ancora qui con lo stesso problema e rivendichiamo la stessa cosa. In 13 anni quei ragazzi hanno finito le scuole elementari, le medie e anche le superiori probabilmente, sempre in scuole e sono stati in scuole di questo tipo. È ovvio, e appunto a maggior ragione quello potrebbe essere un grande intervento. E poi c'è un altro problema, che nel subappalto o nel discrimine o comunque nel regolare certe cose o dire che i lacci e i lacciuoli possono in qualche modo essere di ostacolo, si insinua quelle infiltrazioni malavitose di cui il Veneto sembrava immune, ma che in realtà
non più tardi di qualche mese fa, era febbraio, ha portato all'arresto di decine e decine di persone, con il coinvolgimento principale delle imprese edili rispetto a riciclaggio, rispetto a situazioni di illegalità diffuse che vedevano 'ndrangheta e camorra interferire con la nostra attività allora, economica. Un minuto di pubblicità, poi l'ultima parte insieme, ricominciamo la Veronica, tra poco. (13:48), torniamo in diretta. Allora Veronica, sblocca cantieri, aggiungiamo qualcosa ancora su quale aspetto? Sì, è importante approfondire il fatto che il sindacato unitariamente e da mesi e mesi e mesi non ha solo presentato delle proteste e ha fatto un'opposizione rispetto a questi interventi normativi, ma abbiamo fatto tanti interventi di proposta, richieste di incontri, richieste di approfondimento su tematiche specifiche dei cantieri, dei grandi cantieri e piccoli cantieri. Abbiamo chiesto e fatto proposte a livello nazionale, in varie anche commissioni a livello legislativo, quindi abbiamo incontrato in varie occasioni un muro rispetto alla discussione, e questo per i lavoratori è una cosa che crea un forte problema, perché anche se non direttamente magari, ma poi noi dobbiamo fare la contrattazione, i rinnovi, dobbiamo discutere di queste cose. Se troviamo un'opposizione, una chiusura, è chiaro che gli atteggiamenti non aiutano per sviluppare la discussione e migliorare le cose. Detto questo, fate tutte le proposte in mesi a livello nazionale. Siamo arrivati a questo provvedimento, il governo ha voluto andare avanti lo stesso, e su queste cose noi abbiamo chiesto di un tema che poi il segretario regionale approfondirà. Abbiamo parlato più e più volte del tema della congruità, che è fondamentale, non se ne parla mai, però crea dei risvolti fondamentali nello sviluppo della vita del cantiere e anche del settore. Cioè? Cosa intendi proprio? Cioè, bisogna che le aziende serie che rispettano i contratti, e ce ne sono tante, si difendano loro stesse dal fatto che ci sono invece alcune aziende che invece vorrebbero non applicare i contratti che serve applicare nel settore. E come fanno a difendersi? O denunciano per esempio ore in misura inferiore rispetto a quelle che vengono effettivamente fatte dai lavoratori, per esempio, e quindi questo comporta tutta una serie di perdite di diritti che derivano dalla contrattazione del settore. Perché se io lavoro nel metalmeccanico ho un contratto, se lavoro nell'edilizia ne ho un altro. Se lavoro in edilizia ma mi applicano il contratto metalmeccanico, perdo tutti i diritti complementari della bilateralità, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, le casse edili, le assistenze. Ma invece se mi viene applicato comunque il contratto edile, ma le ore che io faccio non sono effettivamente conteggiate così come sono e non sono fatti i versamenti corretti in cassa edile, con delle elusioni contributive e quant'altro, creiamo un danno veramente grande ai lavoratori in primis, che molte volte non ne sono nemmeno coscienti. Pertanto invitiamo i lavoratori a venire nelle nostre sedi per conoscere il loro contratto, per conoscere le assistenze che spettano loro in cassa edile, esatto. Perché negli altri settori magari non hanno tutte quelle assistenze, quelle provvidenze economiche. È bene che le conoscano e ne usufruiscano. Sì, anche perché soprattutto è importante che venga applicato il contratto Esatto, corretto, che è quello che dicevamo prima, per cui dopo hanno tutte queste opportunità. Sì. Francesco, l'ultima cosa sullo sblocca cantieri ancora, no? Sì, l'ultima cosa, perché come dicevo noi abbiamo fatto delle proposte, queste proposte sono quelle di, come si diceva anche prima, cercare in qualche modo di incentivare o di promuovere tutti quegli interventi infrastrutturali, materiali e immateriali intesi anche come fibra, tutta quella parte di ammodernamento del paese che ci vede fanalino di coda un po' in tutte le classifiche europee senza andare a scomodare quelle mondiali, e che relega il nostro paese quasi ai margini di quello che è lo standard qualitativo, comunque di ammodernamento di paesi che fanno parte del G8, del G20 in più generale, dovrebbero in qualche modo avere. In questo frangente, oltre a rivendicare lavori, ci siamo interessati anche del fatto che ci sia un lavoro di qualità,
Perché un altro elemento che reintroduce lo sblocca cantieri, che ci vede particolarmente contrari, è quello del massimo ribasso. Le opere affidate a chi fa il prezzo più basso. In realtà chi fa il prezzo più basso tante volte dà anche l'opera finale non in linea con quella che è la qualità del prodotto che i cittadini e i contribuenti tutti sperano o meritano di avere. Perché se pago le tasse e un'opera finalmente viene commissionata, voglio che sia in qualche modo fatta non in base al criterio del risparmio totale, perché poi questo si traduce, senza andare a scomodare i punti che crollano a Genova, si riduce comunque con delle opere di bassa qualità, come è già avvenuto nel nostro territorio, dove magari si fanno i sottofondi delle strade con materiale inquinato, o comunque si mette meno ferro nell'armare un pilastro rispetto a quello che gli ingegneri hanno calcolato. Quindi sul massimo ribasso la normativa o il blocco che è stato posto dice che si può andare in base a un indice di congruità dettato dal Ministero delle Infrastrutture, che di volta in volta può cambiare questi indici per evitare che le imprese, una volta che si sono in qualche modo hanno capito su quali parametri si va, possano fare tra di loro cartello. In realtà noi riteniamo, come diceva Veronica, che se di congruità si debba parlare è quella per i tempi di realizzazione dell'opera, non solo legata a costo e realizzazione dell'opera, ma anche a personale impiegato per la realizzazione dell'opera stessa. Quindi non tanto di congruità su dei prezzi, dove senza fare tutto questo giro, questo pantomima di parole, bastava rilasciare offerta economicamente più vantaggiosa e non quella del massimo ribasso, ma sarebbe opportuno istituire laddove ci sia necessità un DURC che regoli in qualche modo la regolarità contributiva INPS, INAIL e cassa edile delle imprese, che sia legato proprio alla congruità dei tempi di realizzazione dell'opera stessa. E che dopo il caso non possano partecipare, diciamo, un altro appalto, sicuro non è vero. Esattamente. Quindi interventi di questa natura noi ne abbiamo proposti tanti, abbiamo fatto delle manifestazioni a sostegno sia di categoria che confederali, sempre unitarie, che sono iniziate il 9 di febbraio e si sono concluse a Reggio Calabria il 22 di giugno con l'intermezzo di quasi tutte le categorie coinvolte. Purtroppo siamo rimasti ancora inascoltati, ma non ci arrendiamo, com'è nel nostro DNA. Quindi cambiare, diciamo, dalla formula del massimo ribasso all'offerta mediata, quella che è confacente a degli standard economicamente più vantaggiosi. Che vuol dire poi magari mezzi, cercare strumenti, in qualche modo, materiali, appunto, che però siano confacenti a quelli che sono i costi e gli standard stabiliti. Scuola edile, cosa dobbiamo dire? Ecco, la scuola edile è quell'aspetto della bilateralità di cui noi parliamo molte volte e che in realtà viene lasciata un po' in secondo piano, perché a differenza della cassa edile, che dà magari degli interventi economici ai lavoratori per prestazioni legate a denti, occhiali, figli che vanno a scuola, in realtà può dare delle risposte al comparto e ai lavoratori che vengono in qualche modo sottovalutate. Nel corso degli anni le scuole che sono riconosciute, sono istituti riconosciuti dalla Regione Veneto e parificati, possono essere una valida opportunità per i ragazzi che, finite le scuole dell'obbligo, la terza media, possono in qualche modo avere con il triennio un'agevolazione o una qualifica professionale che li può inserire nel comparto delle costruzioni con una capacità operativa e anche di essere riconosciuti come operatore specializzato, quindi entrare dalla porta principale del comparto senza dover fare tutta la gavetta, che in qualche modo viene snobbata, perché, diciamo così, si tende a, proprio per le ragioni di cui dicevamo prima e il declino che il settore ha avuto nel corso degli ultimi anni, visto come un'opportunità che ti inserisce all'interno di un lavoro o di una professionalità rischiosa o poco qualificante. In realtà il lavoratore delle costruzioni è un lavoratore altamente specializzato, l'impresa edile si basa sulle capacità umane, sulle doti del proprio lavoratore.
Tu non puoi avere un macchinario che fa una cosa, puoi avere un macchinario, la betoniera, la gru, che agevola la velocità del lavoro, ma se non c'è la capacità proprio umana e intellettiva, il personale umano resta il cuore pulsante dell'impresa edile su cui bisogna investire. Quindi le scuole edili possono dare questo tipo di opportunità, possono intervenire con la formazione dei dipendenti e da qualche anno a questa parte possono essere anche un valido strumento per chi cerca lavoro, perché da 5-6 anni oramai sono aperti all'interno delle nostre scuole edili degli sportelli che si chiamano blen.it, Borsa Lavoro Edile Nazionale, con il patrocinio di Veneto Lavoro, che sono dei portali dove il lavoratore che cerca lavoro e l'impresa che cerca personale qualificato si possono in qualche modo incrociare. Certo. Il consiglio che noi diamo a chi cerca lavoro in questo momento è quello di rivolgersi anche alle nostre scuole edili, perché a seconda dei casi provinciali si può avere magari degli aggiornamenti professionali che ti tengono adeguato coi tempi, si può in qualche modo avere offerte lavorative per non disperdere quella professionalità che tante volte viene in qualche modo persa perché ci si affaccia ad altre realtà lavorative, e anche chi cerca lavoro può avere la certezza di avere personale altamente qualificato. Allora, grazie per essere stati con noi, grazie a tutti, ci rivediamo a partire dalle 18:30 con i nostri telegiornali e poi questa sera 20:10. Grazie, buona giornata. Grazie per la buongiorno.